La nostra delegazione trattante, quindi i tecnici, gli esperti, stanno preparando tutta una serie di controdeduzioni al documento che il governo ci ha inviato. Allora, se si dovesse firmare il documento come è stato inviato dal governo, non è firmabile per noi, perché i veneti danno un'indicazione chiara ad un progetto che è quello nostro di autonomia vera. Allora, io spero che vengano accolte queste indicazioni. Ci sono luci e ombre, ci sono aspetti positivi, ma ce ne sono anche tanti di non positivi, per cui invieremo, spero nel giro di 24 ore a Roma, le nostre controdeduzioni, sperando che si arrivi a una firma, perché se accolgono le nostre controdeduzioni, le nostre osservazioni, noi firmiamo. Si definisca un cronoprogramma per il governo che arriva dopo, quindi che chi arriva dopo sappia cosa deve fare e anche con che tempistica nei confronti del lavoro che il Veneto vuole mettere sul tavolo. Ultimo aspetto, anzi ultimi due aspetti, le 5 materie sulle quali già abbiamo trattato. Ecco, su queste 5 materie, molte di queste 5 materie non hanno avuto poi raccolte le nostre istanze. Penso al lavoro, dove di fatto non ci viene dato nulla rispetto a quello che abbiamo chiesto, o ad altre materie come la sanità, dove ci aspettiamo un po' di più di quello che ci viene riconosciuto. Ultimissimo aspetto, come ho sempre detto, si firma se si abbandona la spesa storica. C'è un segnale nel testo di abbandono della spesa storica, ma chiediamo un passetto in più per poter essere più motivati a firmare. Al momento siamo fermi. Diciamolo ai cittadini, guardate che un processo come quello dell'autonomia non dura 2 mesi, sono solo 2 mesi che abbiamo approvato la legge in Veneto per andare a trattare, non dura un paio di mesi, dura mesi se non anni poi per fare un progetto completo stile Trento e Bolzano. Ovvio che se riusciamo a fare delle firme parziali per cominciare a consolidare e a cristallizzare quello che si è deciso, meglio. Se non le si fanno queste firme vorrà dire che faremo tutto con quelli che vengono dopo. Io spero che se si accolga le nostre istanze si cominci a fare una firma, già consolidando un primo pezzetto di percorso piccolo ma sano, cioè di avere sempre i piedi su terreno che sia terreno solido.